Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Conegliano Veneto Globe. Oggi, per lo spazio dedicato alla Confartigianato Conegliano, abbiamo il piacere di ospitare il presidente di categoria della meccanica di produzione, il signor Angelo Zanon. Buongiorno signor Zanon. Buongiorno. Oggi quindi parleremo di meccanica di produzione. Il settore meccanica risulta essere oggi più che mai strategico per la provincia di Treviso. Lei me lo conferma? Certamente è strategico, ma non solo per la provincia di Treviso, diciamo per tutto il territorio, in quanto avvocato alla meccanica da anni e in continua evoluzione, in continua espansione nonostante la crisi. Quindi è un settore veramente importante. Sì, è fondamentale per il territorio soprattutto. Benissimo. E anche per il futuro dei giovani comunque. Difatti lei prima mi spiegava che uno dei vostri problemi è la mancanza di manodopera qualificata. Come state affrontando il problema voi? Allora, la mancanza di manodopera purtroppo è un problema che è già da molti anni, è un po' difficile risolverlo, però ci stiamo provando. Con le scuole c'è una collaborazione di Confartigianato con le scuole, stiamo affrontando anche il problema istruendo comunque il personale che viene dagli altri stati, dagli extracomunitari, perché purtroppo qui da noi c'è il problema che i giovani scelgono altre vie piuttosto che scegliere la meccanica e di conseguenza ci troviamo in carenza di personale. Questo possiamo dire rallenta la produzione e fa sì che comunque il territorio sotto un certo aspetto sia penalizzato rispetto magari ad altri stati che stanno proseguendo con attività di, come si può dire, stanno affrontando il problema in modo diverso da noi. Quindi per voi la specializzazione può il ragazzo preparato dalla scuola oppure solo a bottega? No, il ragazzo bisogna dargli una preparazione scolastica, però deve seguire anche comunque la manualità, quindi nelle aziende deve imparare quello che è il mestiere vero e proprio. La scuola può insegnare quindi comunque dovete fare formazione perché dobbiamo fare formazione comunque, sì. Questo sì, è un problema non avendo personale qualificato nel settore, quindi Sì, la scuola, mi rendo conto. La scuola non riesce a produrre gente adatta subito al primo impatto per lavorare nelle aziende. E oltre a questo problema, quali altre difficoltà incontra la vostra categoria, visto che è un settore così fondamentale nella nostra provincia e non solo, come diceva lei prima? Allora, i problemi sono problemi che purtroppo sono già da anni che ci sono, però sembra che la volontà non sia quella di risolverli, tipo la stretta creditizia che abbiamo, la burocrazia, tutte le solite cose che impongono all'azienda oneri e comunque tempo per fare altro piuttosto che la produzione vera e propria. Pertanto ci penalizza perché noi vorremmo avere un aiuto dallo Stato o comunque da chi è preposto a queste cose, ma al contrario abbiamo appesantimenti sempre continui di burocrazia, di problemi che ci creano. Non purtroppo solo la vostra categoria, ma un po' tutte le categorie, purtroppo. Questo è il nostro grande problema. L'internalizzazione oggi è un tema che la maggior parte delle aziende deve affrontare. Per la vostra categoria è una questione sentita oppure? Allora, è fondamentale per le nostre aziende. Diciamo che la crisi è stata superata in parte anche andando a trovare lavoro, se così si può dire, all'estero, perché se non ci fosse stato quello
penso alla Germania particolarmente. Noi siamo in pratica fornitori di quello che è il sistema tedesco, pertanto è prioritario andare all'estero ormai, anche perché comunque con il prodotto interno lordo che diminuisce, se non riusciamo in qualche maniera a far fronte a questo calo andando all'estero, andando a trovarci il lavoro dov'è, e in questo modo anche la Confartigianato ci sta dando una mano per l'internalizzazione delle imprese, quindi basterebbe chi ha di questi problemi qua rivolgersi in Confartigianato e lì riceve tutta l'assistenza, riceve anche comunque chiarimenti e delucidazioni in merito. È un grosso vantaggio far parte dell'associazione, perché credo che sia molto difficile per i piccoli medi imprenditori presentarsi all'estero così da soli, e quindi avere un appoggio come un'importante associazione di categoria credo sia valido. È un po' il discorso quelli che hanno avuto la fortuna di avere il papà imprenditore che li ha guidati nella loro strada, ma non tutti sono così fortunati. E visto che stiamo parlando di Confartigianato, quali altri servizi vi offre Confartigianato alla sua categoria e alle altre? La Confartigianato offre servizi essenziali per tutte le imprese, in pratica va dalla tenuta paga, sindacale, a quello che è l'aggiornamento di eventuali normative, o tutto quanto quello che può essere, ci tiene aggiornati in continuazione, quindi per noi è il pilastro, per noi che ci siamo, della nostra impresa. Quindi è veramente un valido aiuto. E dal punto di vista tecnologico come si è evoluta la vostra categoria? Perché vedo che un po' tutte le categorie oggi combattono con la tecnologia. Sì, la nostra categoria chiaramente si evolve con il tempo, la tecnologia ormai è dappertutto, quindi anche noi dobbiamo farne parte in qualche maniera. Le macchine, anche se in parte tradizionali, c'è sempre l'aggiunta della tecnologia, anche i prodotti comunque sono sempre più sofisticati, quindi voglio dire, se non ci fosse la tecnologia non ci sarebbe futuro, non ci sarebbe sviluppo, quindi ben venga questa tecnologia, il computer, esatto, facilita, la tecnologia facilita anche il lavoro manuale dell'operatore, quindi sì, anche perché mi sembra di aver capito che adesso, non so, quando fate dei pezzi, delle cose, c'è sempre un computer che ve li giudica, ve li misura, che quindi non può esserci l'errore umano. No, diciamo che si è evoluta, quindi c'è una maggiore precisione, possiamo operare in mercati anche un po' più, come si può dire, in mercati in settori tipo l'automotive, tipo aerospaziale, eccetera, dove ci vuole tecnologia e quindi bisogna avere macchinari, bisogna avere personale altamente qualificato per poter far fronte a queste problematiche. Sì, ma anche perché appunto, come diceva lei, siamo andati a cercare il lavoro in Germania, lì sono altamente specializzati, quindi se qua non hai un prodotto tecnologicamente valido, il mercato si chiude automaticamente. Sì, anche perché abbiamo, riguardo a questo abbiamo gli stati emergenti, cioè ormai la meccanica si sta evolvendo in qualsiasi stato, con la differenza che da noi, ritornando al discorso di prima, abbiamo un sacco di problemi di burocrazia eccetera, mentre negli altri stati magari danno anche gli incentivi per l'esportazione, per comprare i macchinari eccetera. Qui in Italia qualcosa sta arrivando, però è poco rispetto a quello che abbiamo bisogno noi. Sì, riusciamo a essere, da questo punto di vista è vero, non riusciamo a essere competitivi. Esattamente. Perché ovviamente il tempo che perdiamo per la burocrazia è denaro che se ne va, sicuramente. Ma anche la mancanza di risorse comunque dettate appunto dalle perdite di tempo per cose che non ci competono magari, o la mancanza
di risorse perché fondamentalmente non le abbiamo, cioè perché non ci danno una mano per poter proseguire con l'attività in modo da essere competitivi con gli altri stati. Per noi è una pecca. Quindi l'artigiano si deve arrangiare, aiuta chi che il cielo aiuta. Sì, più o meno, perché... questo è da sempre, però finché c'era da combattere, diciamo così, con il mercato interno, comunque con cose abbastanza ristrette, adesso la globalizzazione ha portato purtroppo a degli scombussolamenti in quello che è i mercati, in quelli che sono comunque la concorrenza. Pertanto o ci adeguiamo anche noi o piano piano, nonostante che la crisi abbia fatto una selezione, ma la meccanica comunque è riuscita a tenere bene, però abbiamo i nostri handicap e bisogna risolverli. Sì, difatti quando si parla con piccole e medie imprese, artigiani appunto, il problema è sempre questo, che non riescono ad essere competitivi perché le leggi italiane sono, la burocrazia è una cosa spaventosa e qui non abbiamo magari i sostegni che hanno, che ne so, in Germania, in Francia, piuttosto che altrove, quindi sicuramente... E poi abbiamo anche un problema che sappiamo di sistema bancario e quindi vabbè, abbiamo toccato parecchi argomenti. C'è qualcos'altro di cui mi vuol parlare inerente alla sua categoria? Vuole raccontarmi qualcos'altro o vuole fare un appello appunto per Sì, il discorso della manodopera? Sì, io direi a questo punto ai giovani, visto che i dati ci danno ragione, che la meccanica comunque sta proseguendo in un iter positivo, che ha tenuto bene con la crisi, direi di fare in modo di dedicarsi un po' di più a questa categoria, a questi mercati, nel senso che dalle scuole cercare di ricavare un po' di personale per le aziende metalmeccaniche, non seguire sempre, diciamo così... Non possiamo fare tutti gli avvocati, tutti i commercialisti, Esatto. tutte le cose, e poi essere disoccupati, perché poi la realtà è questa, perché Sì, la forte disoccupazione che c'è nella fascia giovanile, mentre qua potremmo avere invece un mercato che assume, perché sì, la vostra categoria assume se trova personale. Sì, effettivamente siamo sempre alla ricerca di personale qualificato che non riusciamo a trovare, quindi bisognerebbe fare in modo che se nelle aziende ci fosse personale sufficiente, anche il territorio comunque starebbe meglio, perché la possibilità di cercare lavoro, di trovare lavoro per la meccanica c'è oggigiorno. Di conseguenza se c'è un futuro, quindi ai giovani direi provate a visitare le aziende, noi stiamo facendo con Confartigianato, scuola, lavoro, eccetera, altre iniziative, però devono essere anche i giovani che si impegnano, che in qualche maniera riescano a capire che sì, i servizi vanno bene, comunque tutto, però bisogna anche produrre qualcosa, se no... Sì, anche perché sennò di conseguenza i servizi, se non c'è nessuno che produce, i servizi non chiaramente esistono. Sì. Ma io credo che un appello bisognerebbe farlo appunto anche agli insegnanti, laddove ci sono dei ragazzi che forse non hanno tanta voglia di studiare, indirizzarli in questi settori, visto che c'è un mercato dove possono trovare poi un posto di lavoro. Bene, credo che siamo arrivati alla fine, abbiamo toccato un po' tutti gli argomenti che interessano la categoria e non anche, perché a sto punto io saluto lei, signor Zanon, saluto tutti i nostri ascoltatori e vi ricordo che prossimamente avremo un altro appuntamento con lo Spazio Confartigianato. Da Carmen Morandin, buona giornata. Da Zanon, Angelo, un saluto a tutti quanti, un ringraziamento.